Buon pomeriggio e ben trovati dal Palaisolotto di Firenze, pronti per trasmettere la 18ª giornata del campionato nazionale di calcio a 5 femminile di Serie A. Si affrontano Futsal Florenzia e Futsal Breganze. Diamo subito lettura delle formazioni in campo per il Breganze, con numero 1 Dalla Pellegrina, numero 2 Soldevia, numero 9 Bisognin, numero 10 Marino, numero 11 Pinto Diaz, numero 14 Campanile, numero 16 Fichera, numero 17 Bianca Castagnaro, numero 20 Paoletto, numero 21 Ana Alves, numero 23 Butimà, numero 27 Bis. Al Palaisolotto, rifischio d'inizio che arriva in questo istante. Primo possesso per la Florenzia, per Schmidt per Aramendia controlla palla e cede a Peñalver. Schmidt, Manieri, il tiro alto sulla traversa, controlla Bianca Castagnaro e c'è un calcio d'angolo? No, invece una rimessa dal fondo. Bianca Castagnaro, il lancio perfetto, meraviglioso il lancio di Bianca Castagnaro, millimetrico per Sara Butimà. Si è allungata la palla, Endia per Manieri, scambio con Peñalver, Valeria Schmidt, Manieri, scambia con Peñalver, Manieri in mezzo, respinge ancora Soldevia. Bianca Castagnaro che è in back ancora Analves potrebbe liberare il tiro al lato. I lanci di Bianca Castagnaro sono micidiali, sono dei veri fendenti. Cincischia un po', poi cede la palla a Manieri, il tiro al lato, però aveva controllato bene Bianca Castagnaro. Una sicurezza assoluta tra i pali del Breganze. Palla ancora lunga, Ana Alves e ruba palla, Aramendia e c'è Soldevia che respinge. Merito di ambedue le formazioni. Peñalver il tiro, respinge Bianca Castagnaro, ancora il tiro, rete! Manieri! Futsal Florenzia in vantaggio, ha segnato l'ex Chapeco, Jessica Manieri dalla distanza, deviato, non ci ha potuto far nulla Bianca Castagnaro, battuta da questo tiro della sua. Peñalver per Aramendia, ancora Peñalver, vede Aramendia, il tiro, il palo di prima intenzione, ma Bianca Castagnaro era sulla traiettoria, però ha terminato la sua corsa sul montante. Aramendia deve liberarsi dal pressing di Analves che le ruba palla, Analves e poi va a disturbare Aramendia e sporca la conclusione. Peñalver fa fuori Butimà, il tiro, Bianca Castagnaro da lì è insuperabile. Schmidt, Manieri, il tiro ancora, Bianca Castagnaro, poi rilancio per Edi Carla Bisognin, il tiro, Nicoletta para, è entrata Edi Carla Bisognin, sorella di Giuliana. Bella la conclusione, ci è arrivata Liliana Nicoletta. Palla ora per Soldevia. Schmidt scambia con Peñalver, Schmidt del tiro, rete! 2-0 Florenzia, ha segnato Marta Peñalver Ramon. Bellissimo lo scambio con Valeria Schmidt. Bianca Castagnaro era fuori gioco, ha provato a respingere Jessica Manieri e Marta Peñalver Ramon. Butimà ha provato la conclusione volante, ma ha un po' litigato con la sfera, poi la riconquista, ma Manieri le ruba la sfera. Fossi si rifugia all'indietro per Schmidt per Manieri, sulla sinistra Manieri, gioco di gambe, il tiro, Bianca Castagnaro, che parata di Bianca Castagnaro, ha ciccato Marta Aramendia. La conclusione è un po' imprecisa oggi Marta Rodriguez, però c'è un fallo laterale. Fossi vede bene Marta Peñalver in mezzo, rete, Valeria Schmidt, 3-0 e si sono restituite le cortesie. Schmidt e Peñalver Ramon, 3-0, ancora per Butimà, prova ad andare via,
cedendo palla a Alves, poi campanile il tiro. Liliana Nicoletta è attenta, non è stata particolarmente impegnata Liliana Nicoletta, per modo di dire, un po' sui lanci di Bianca Castagnaro, poi ha preso l'inerzia della gara in mano. La formazione di casa, Soldevia, qui la spinta, incredibile, incredibile. Anna Soldevia praticamente si è disinteressata della palla, è andata a spinare Fossi, e qui se non è rigore questo, quale posto? Anna Soldevia, Butimà, il tiro centrale facile per Nicoletta, per la conclusione becca Schmidt, un pastrocchio di dimensioni cosmiche, però va bene, una distrazione, chiede scusa Liliana, dice mister Colella non c'è fretta, conclusione del Breganze, per fortuna imprecisa, sempre 3-0, Ramendia ancora per Bianca Castagnaro. Soldevia, ritmo un po' calato in questa ripresa, Bianca Castagnaro abbranca la sfera un po' corta, quale Soldevia, però niente da fare, il gol di Lucy Campanile, dimenticata praticamente dalla difesa della Florentia, ha segnato Lucy Campanile, ottimo il fendente improvviso da centrocampo. Schmidt per Manieri, Manieri centralmente per Peñalver, cambia con Manieri ancora, Aramendia per vie centrali, ancora Manieri va via, il tiro, Bianca Castagnaro, bellissima questa parata, Schmidt ancora pronto per ricevere palla lì in piena area di rigore, attenzione a Alves, va via, ma Manieri doppio numero su Soldevia, prova a liberarsi dalla pressione, sbaglia, un altro passaggio alla Florenza, Butimà va via, Alves, anzi Soldevia il tiro al lato, 3 contro 1, un altro pallone letale perso dalla Florentia con Manieri, Schmidt centralmente per Manieri, tanto possesso palla, Schmidt il tiro, Bianca Castagnaro respinge, poi Lucy Campanile spazza, Schmidt frena la sua corsa, si rifugia da Marta Peñalver, fa passare anche il cronometro alla Florenza, ne mancano 12 minuti al termine, il tiro di Marta Peñalver, Ramon al lato, c'è la Soldevia a fare buonissima guardia, Manieri il tiro, incredibile, ci ricorda la giocata di Napoli questa, però da posizione più, attenzione, riparte la Florenza con Schmidt, non c'è un attimo di tregua, Schmidt, Manieri, il tiro a palo ancora, e sono ridacchia ironico mister Colella, insomma Manieri ha un conto aperto con i pali, a Napoli anche dalla sua porta a scania il giro di 30 secondi, Bianca, palla in mezzo, Liliana Nicoletta smanaccia in corner, pericolosissimo per Perelli per Manieri, Peñalver per Manieri, il tiro e salva Ana Alves, Schmidt il tiro al volo alto, la palla era filtrata in qualche modo, Ana Alves ha salvato, Soldevia torna sui suoi passi, cede la sfera ad Ana Alves che però non approfitta della porta sguarnita e riparte con calma dalla sua metà campo con Schmidt che ora passeggia con la palla ai piedi. Ramendia il tiro, Bianca con una mano, con nonchalance, con una naturalezza incredibile, quasi infastidita dalla compagna. Ramon fa buona guardia, la giocatrice mursiana Valeria per Marta ancora, 3:43, score inesorabile, cronometro, Manieri il tiro, Bianca Castagnaro. Peñalver, partita bloccata nel secondo tempo. Schmidt, Ramendia il tiro, Bianca ancora para facilmente. Questi sono passaggi per Bianca Castagnaro. Schmidt, la pressione di Soldevia, il tiro al lato, pallone pericoloso perso da Valeria Schmidt direttamente sui piedi di Campanile. Ora Bianca Castagnaro, 32 secondi, lancio lungo, Liliana Nicoletta qui si aiuta con la sua altezza, finisce qui la partita, un secondo e arriva 1, arriva 2, arriva 3,
La Futsal Florentia porta a casa un'altra vittoria importante. Soddisfazione e gioia per una vittoria per la Futsal Florentia, che si presenta quindi nel migliore dei modi allo spareggio di mercoledì contro l'Olympus in palio il pass per la Coppa Italia.